Con Andrea Fantozzi a commentare la prova di un vero e proprio figlio d'arte. Il padre Giancarlo ha scritto pagine indimenticabili di questa disciplina sportiva negli anni 70 e primi 80 e tu vuoi costruirti il tuo percorso, no? Sì, buonasera a tutti intanto. Mi piacerebbe tanto essere un po' come babbo, come si dice in Toscana, ma è giusto anche che io faccia il mio percorso. Però mi dà tanto anche da allenatore, secondo allenatore dopo Ciccio, dai. Certo. Come valuti la tua prova? Un bel gol a sorprendere un portiere mica da ridere come Mattia Verona, no? No, Mattia è fortissimo, siamo cresciuti insieme praticamente, tante battaglie. In che classe sei? 97, e lui uguale, quindi siamo cresciuti insieme, tante battaglie, quindi lo conosco, lui mi conosce, ma sono contento per il gol. Quest'anno sono un po' rilento rispetto a sempre, però l'importante sono i 3 punti, li volevamo, li abbiamo ottenuti, siamo al terzo posto adesso. E dare continuità a una stagione che vi sta regalando grandi soddisfazioni e grandi impegni? Sì, veniamo da una partita con l'Oliverense vinta 4-3, bellissimo, è stato bellissimo, un'emozione, però questa è stata la vera e propria prova di carattere, perché non era facile venire appunto da una vittoria in quel modo e poi giocarsi apparentemente... Calarsi nella realtà del campionato italiano. Esatto, quindi siamo contentissimi e speriamo di continuare così. In bocca al lupo per il proseguo di stagione e complimenti Andrea. Crepi anche a voi, grazie mille. Ciao, grazie.